Grazie. Accompagnano da dove chi sono. È con piacere che saluto e do il benvenuto a tutti i volontari, alle autorità e ai rappresentanti delle istituzioni presenti, agli amici giunti dalla Slovenia, da Bovet, Caporetto, Kraniška Gora e dal gruppo giovanile Irone di Marcon, che vedremo in azione tra poco. Benvenuti a questo secondo meeting di protezione civile distrettuale del Porto Gruarese. Il meeting è stato organizzato per creare un momento di aggregazione lontano dagli scenari d'emergenza che in questi ultimi periodi hanno colpito il nostro territorio, dove tutti noi assieme abbiamo potuto dimostrare con competenza e serietà le nostre capacità di soccorso e aiuto alla cittadinanza. Le capacità individuali sono importanti e fondamentali, ma ancor di più essenziale è saper fare squadra. Siamo squadra, tutti noi assieme e indipendentemente dalla divisa o dall'ente che rappresentiamo, ed è questa la forza che ci contraddistingue. Ed è un bel colpo d'occhio da qui vedere le divise diverse, mescolate tra di loro, ma che rappresentano un tutt'uno. Lo slogan di questo meeting è essere volontario di protezione civile. Non è un hobby, ma un impegno nella società. Ed è proprio questo il valore in cui tutti noi crediamo, altrimenti non avremmo lavorato tanto anche per questo evento. Oltre al costante impegno nello svolgere la nostra attività di volontariato, un obiettivo che ci siamo recentemente dati è di trasferire la cultura della protezione civile fuori dalle nostre sedi, in maniera particolare nelle scuole. Oggi possiamo dire di avere in dotazione un adeguato numero di mezzi ed attrezzature, ma ciò non è ancora sufficiente per svolgere bene il nostro compito. È necessario altresì che sempre più cittadini si convincano che la protezione civile è cultura e comportamento civico e rendersi disponibili nel momento del bisogno e non aspettare passivamente che altri vengano ad aiutare. Abbiamo fino ad oggi dato sempre il massimo impegno, risposto alle richieste con puntualità e pensiamo anche con competenza. Ci rimbocchiamo sempre le maniche e ripartiamo ogni volta che c'è qualche emergenza, anche quando rimaniamo delusi da qualche immotivata polemica nei nostri confronti. Oggi sarebbe stata la cornice ideale per inaugurare la sala operativa che sarà allestita nella sede qui vicino dei Vigili del Fuoco con la rete radio distrettuale che da tanto tempo stiamo attendendo, ma che non è ancora stato possibile realizzare poiché il finanziamento che ci è stato concesso tarda un po' ad arrivare. Siamo comunque fiduciosi e certi che gli impegni presi dalla Regione Veneto verranno mantenuti e che entro la fine di quest'anno finalmente potremo dare avvio al nostro progetto per collegare tutte le sedi dei comuni di protezione civile del nostro mandamento con la sala operativa distrettuale. Ringrazio sinceramente tutti per quello che date, per il modo con cui lo date e per i sacrifici che siete continuamente disposti a fare e per i valori civici in cui tutti noi crediamo. Grazie.